Cari amiche e cari amici della Tenda TV, siamo a Genova e siamo qui per raccontarvi la 97esima adunata nazionale degli alpini. È tutto pronto per vivere 3 giorni in cui protagoniste saranno le penne nere, con tanti appuntamenti ufficiali ma anche tanti momenti goliardici. Ovviamente noi ci concentreremo sulle penne nere vittoriesi, sugli alpini vittoriesi, e quindi vi faremo sentire tutte le voci dall'adunata di Genova. Come sempre, come in tutte le nostre adunate, l'alzabandiera, il senso di unità, il senso di patria, il senso di servizio e di dovere sono gli elementi fondamentali che ci distinguono, e anche quest'anno qui a Genova questo è stato un momento di partenza. Io sono convinto che anche questa sarà un'adunata fatta dagli alpini per stare insieme, per condividere e anche per portare un messaggio. Ho visto qualcuno che ne parlava di pace. Gli alpini sono uomini di pace. Una invasione gioiosa, festosa, siamo felici. Ho dato il benvenuto a tutti quelli che ho incontrato fino ad ora e continueremo a farlo perché vogliamo che stiano bene a Genova e che i genovesi con loro si divertano e si godano questo momento. È un momento di riflessione, di raccoglimento, di orgoglio nazionale e anche di riconoscenza per quello che il Corpo degli Alpini rappresentano per il nostro paese, per la storia del nostro paese, per l'idea di solidarietà e di aiuto che insomma dovrebbe ispirare tutti noi tutti i giorni nello spirito degli alpini. La prima impressione stamattina alle 7:30, andando verso Piazza De Ferrari con la città senza macchine, è stata un'emozione, ma non solo per me. Un ritorno a una misura umana che è un regalo per tutti, secondo me. Sono veramente emozionato anch'io, guarda. Sarà un crescendo in questi 3 giorni, sicuramente. Avremo il rischio di un po' d'acqua domenica, ma siamo abituati. Infatti c'è stato un sindaco che tra l'altro mi ha scritto: ma e se piove cosa facciamo? E io gli ho risposto: speriamo come al solito. Direttamente da Genova per la 97esima adunata nazionale degli alpini, e siamo qui per iniziare il nostro reportage col presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, Maurizio Casetta. C'è da dire che questa adunata è stata funestata, il preludio, i giorni che hanno preceduto l'inizio dell'adunata sono stati un po' funestati da molte polemiche, una che ha riguardato anche molto da vicino la sezione di Vittorio Veneto e in particolare il reparto salmerie della sezione di Vittorio Veneto. Maurizio, che cos'è successo? Ma è successo niente di particolare, comunque delle incomprensioni sicuramente tra il Comune di Genova, i funzionari del Comune di Genova e il nostro reparto di rievocazione storica delle salmerie. Ci sono stati dei problemi burocratici per cui alla fine i muli non sono venuti a Genova, sono rimasti nelle loro stalle a casa loro a Vittorio Veneto.
Quindi ecco, con dispiacere possiamo dire che domenica non vedremo sfilare i muli del reparto Salmerie e quindi ci sarà già l'appuntamento per l'anno prossimo, però gli sconci sfileranno. Sì, allora con molto dispiacere, perché quando passa il reparto Salmerie è una festa per noi che gli precediamo, ma soprattutto per la gente che è ai lati della strada che gli applaudisce. Poi c'è da dire anche un'altra cosa: domani mattina i muli avevano un appuntamento con delle scuole elementari e medie per fare una passeggiata con il mulo, eccetera, spiegando cosa era il mulo per gli alpini, cosa serviva, eccetera. Il mulo non ci sarà, però i nostri sconci, le nostre salmerie, i nostri uomini faranno lo stesso questa lezione, purtroppo senza il quadrupede. Vabbè, insomma è andata così quest'anno, speriamo che appunto si possano superare soprattutto nel futuro queste incomprensioni. Che cosa comunque c'è da aspettarsi per queste giornate liguri? Allora io sono arrivato ieri, abbiamo vissuto la prima notte, la prima serata in maniera egregia. Tutti i commenti negativi che si facevano su Genova, sull'ospitalità, eccetera, assolutamente non sono veritieri, o perlomeno noi non ne abbiamo incontrato, anzi siamo stati molto bene, e la cittadinanza, le persone di Genova sono state sempre molto affabili con noi. Grazie Maurizio, noi ci sentiremo questi giorni perché abbiamo iniziato ufficialmente il nostro racconto della Dunata di Genova per la Tenda TV, ma ci sarà modo di sentire le voci degli alpini vittoriesi. Adesso mi cambio e vado a fare un giro con il cappello. Da alpino normale. A dopo. Grazie. 97esima Dunata Nazionale degli Alpini a Genova, sabato 9 maggio. Siamo qui in compagnia del coro Mesulano, uno dei cori della sezione ANA di Vittorio Veneto, che ha appena vissuto un momento particolarmente intenso e di emozione, perché eravamo qui a pochi metri dal Vespucci, che è partito qualche istante fa. Il coro Mesulano ha intonato un canto e ha avuto uno spettatore d'eccezione, il ministro Crosetto. Allora siamo qui con Sabrina, la maestra del coro Mesulano. Insomma, questa emozione così inaspettata e improvvisa. Assolutamente, una casualità che si è trasformata in un momento speciale da vivere insieme ai coristi, insieme anche alla nostra sezione che era qui con noi, e in un'occasione speciale come sempre una Dunata. Certamente, le emozioni durante una Dunata non mancano. Voi quando siete arrivati a Genova e come vi state preparando alla sfilata di domani?
Siamo arrivati ieri in giornata, scaglionati, quest'anno non siamo tantissimi, non siamo potuti essere in tanti, ma ci tenevamo ad essere comunque presenti. Per noi è sempre un momento in cui si rafforza l'alpinità che cerchiamo di portare attraverso il canto. Domani la sfilata sarà come sempre uno dei momenti speciali per testimoniare questo insieme alla nostra sezione. Grazie Sabrina, la maestra, ma sentiamo anche qualcuno dei coristi. Allora, avete appena cantato davanti a un ministro, non succede sempre. Sì, emozionante, come è sempre emozionante durante una dunata, una cosa inaspettata, bellissimo, bella esperienza. Com'è stata l'accoglienza di Genova in questi giorni? Stupenda, stupenda, veramente ci aspettavamo altro, in realtà è totalmente diverso come loro si sono presentati. Molto gentili, cordiali, molto ospitali. Una Genova quindi ospitale, purtroppo ci sono sempre le polemiche che vanno un po' ad anticipare la dunata, ma poi tutto svanisce con un colpo di spugna. Assolutamente sì, la parte più bella è di condividere con amici, con la nostra sezione questi momenti, conoscere gente nuova in queste situazioni e poter appunto condividere una dunata tutti assieme, soprattutto in una città così bella e calorosa come si è dimostrata in questa giornata e mezza in cui siamo qui. Speriamo che vada avanti nei prossimi giorni nello stesso modo. Ci sono i momenti ufficiali, ma poi ci sono anche i momenti goliardici, oppure no? Beh, sicuramente i momenti goliardici li abbiamo avuti anche ieri all'accoglienza con le persone che ci hanno ospitato, ci hanno accolto tutte benissimo, sono stati gentilissimi, ci hanno fatto sentire come fossimo a casa. Molto bene, e infine che cosa diciamo a chi ci sta seguendo da Vittorio Veneto, dalla nostra terra e idealmente qui con noi? Partirei dalla fine e direi viva gli alpini, e comunque mi ha sorpreso tantissimo non tanto trovare in una città di mare una moltitudine di persone che viene dall'intero mondo. Si può dire che abbiamo fatto una crociera intorno al mondo, stando qua sono i 2 giorni di questi 2 giorni, poi domani vedremo il resto, e abbiamo trovato veramente una moltitudine di persone che arrivano da tutti i continenti. Mi ha sorpreso piacevolmente trovare persone del Perù, del Congo o di altre che conoscevano gli alpini, e quindi loro già conoscevano l'alpinità forse più di qualche italiano. E questo è molto importante, quindi una città cosmopolita che sta accogliendo gli alpini in questo frangente. Continuiamo con il nostro racconto qui sulla Tenda TV e grazie al Coro Mesulano. Motorizzati a piedi, la piuma sul cappello, lo zaino a far della tola alpino, l'alpine sempre questo. All'interno delle adunate nazionali dell'Associazione Nazionale Alpini ormai da tanti anni c'è la cittadella militare, che è praticamente un'istituzione all'interno della dunata. All'interno della cittadella i cittadini di Genova in questo caso possono trovare tutte le realtà che le truppe alpine possono esprimere in questo momento storico, che ricordo fondamentalmente andiamo comunque sia verso una tecnologia all'avanguardia, un addestramento molto deciso, sempre rimanendo attaccati ai nostri valori. E in particolare poi le truppe alpine raccolgono tutte queste 3 cose, questi 3 argomenti che poc'anzi ho espresso, con la concretezza. Qui vediamo esposti in questo bellissimo parco, presentiamo alcuni assetti della nostra protezione civile. Vediamo dalla parte dei cinofili che sono amati e conosciuti da tutti, abbiamo la parte dei droni che adesso si è affacciato a questa nuova specialità dove incontriamo tantissimo il pubblico che viene a vedere che cosa facciamo, ma lo scopo principale di tutto questo è far conoscere alla popolazione che non operiamo solo
in caso di noi operiamo anche nelle piccole cose, nella quotidianità, riusciamo anche a essere vicini alle persone secondo le piccolezze e fanno di noi gli amici per poter continuare nella nostra vita e nella nostra quotidianità. Siamo in compagnia del capogruppo di Cappella Maggiore. Dove ci troviamo e soprattutto quanti alpini dormono qui? Allora, siamo nel padiglione blu della Fiera Nautica di Genova, abbiamo ottenuto il posto circa un mese fa e qui dentro sono ospitati circa 3.000 alpini, del gruppo di Cappella siamo in una ventina circa. E qui gli alpini dormono sulle brande? Assolutamente, qui vige lo spirito alpino fin dall'inizio, nel senso che ci sono le brande a mo' di caserma, ci sono i servizi igienici a mo' di caserma. Posso dire che l'accoglienza è ottimale, nonostante i tempi ristretti nell'organizzazione, molto gentili, molto ospitali e un sistema di organizzazione perfetto, direi. Però mi giunge voce che ci siano anche degli ospiti particolari tra le vostre fila. Assolutamente, quest'anno abbiamo 2 ospiti del gruppo di Cappella Maggiore e mi vanto di questa cosa e sono il sindaco di Vittorio Veneto e il sindaco di Revine. Sono tra noi, vogliono vivere l'esperienza alpina nella dunata come la vivono gli alpini in un ambito quasi di caserma, anche se non è così. Siamo qui con la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Balliana, che si appresta a vivere una notte da alpina. Beh, diciamo che sono fortemente emozionata perché innanzitutto essere qui alla dunata per me è una cosa importantissima, già l'anno scorso l'ho fatta, l'anno scorso ero ospite del gruppo alpini di Miane, questa volta sono ospite del gruppo alpini di Cappella Maggiore che ringrazio, è un'emozione forte perché questa notte dormirò all'interno di questo padiglione con tantissime altre persone, tantissimi altri alpini e quindi veramente è un'emozione forte. E poi domani si sfila. Domani si sfila, diciamo che c'è una grossa responsabilità perché scortare il gonfalone della città di Vittorio Veneto per me è un onore, scortarlo nella dunata degli alpini è ancora più grande e quindi veramente grazie a tutti gli alpini che sono qui presenti a Genova, a coloro che sono rimasti a casa un forte saluto e viva Vittorio Veneto. Massimo Magagnin, sindaco di Revine Lago, una notte da alpino, l'aveva mai vissuta? No, non l'avevo mai vissuta e questa sera ci appresteremo a passare una notte tra i nostri alpini, in particolare con il gruppo alpini di Cappella Maggiore della sezione ANA di Vittorio Veneto che gentilmente ci hanno ospitato. Penso che possiamo dire proprio in mezzo alla gente, sindaci in mezzo ai propri cittadini, in questo caso a Genova, con gli alpini e insieme agli alpini. Buona dunata. Altrettanto a tutti e viva gli alpini.
Adunata degli Alpini a Genova, come sta andando? Tutto bene, siamo in parecchi, io sono qua col coro ANA di Vittorio Veneto, e bellissima, non pensavo una città così bella, accogliente, palazzi nel centro storico che sono veramente stupendi e ci divertiremo. E domani si sfila? Domani si sfila con il coro ANA e con gli altri amici degli altri cori, con la sezione di Vittorio Veneto. Nella notte alpina di Genova abbiamo trovato un nostro conterraneo che però vive a Genova da alcuni anni. Allora, da quanti anni vivi a Genova e com'è per un trapiantato, diciamo, della terra trevigiana ospitare la Dunata Nazionale degli Alpini? Allora, io, scusate la voce perché un po' con questa festa mi è sparita, però vabbè, ci sta. Io è da 15 anni che vivo a Genova, ma da 24 anni che la frequento, sono di Revine Lago e devo dire che aspettavamo da anni questa cosa, perché io personalmente, avendo mio papà alpino, avevo proprio voglia di far festa e di vedere tutti questi alpini, questi valori che arrivavano qua in città. Infatti tu stai portando il cappello di tuo papà. Io sto portando il mio cappello di mio papà, che faceva parte della Giulia, ha fatto il militare a Udine, quindi per me con orgoglio, quando purtroppo mio papà è andato avanti e quando mi ha detto tutte quelle volte che ci sono gli alpini tu devi mettere il mio cappello, io con orgoglio e con tanto cuore lo porto. E allora buona adunata così a un revinese trapiantato a Genova. Grazie mille e buona adunata a tutti. Siamo qui col vicepresidente vicario della sezione ANA di Vittorio Veneto, Andrea Pagotto. La notte alpina del sabato sta andando molto bene qui a Genova. Qual è l'atmosfera che si respira e qual è il preludio alla grande sfilata di domani? Siamo partiti con un po' di, non dico spirito negativo, ma forse con qualche pensiero riguardo alla città di Genova. Siamo stati accolti in una maniera incredibile, forse una delle più belle, potrei dire, adunate degli ultimi anni. Sinceramente gente accogliente, gente gentile, gente che non vedeva l'ora di vederci, bello, contenti, emozionati, sin da ieri pomeriggio durante la sfilata della bandiera di guerra, dei vessilli, bello. Domani quanti saranno i vittoriesi in sfilata e soprattutto si prevede qualche goccia di pioggia? Allora, siamo un po' lontani dalla nostra Vittorio Veneto, diciamo che potremmo prevedere circa un 200-250 alpini, hanno previsto un po' di pioggia, è vero, speriamo che i venti genovesi questa notte facciano il loro dovere e possano spazzare un po' di nuvole. Ma anche se c'era qualche goccia di pioggia non sarà un problema. Dispiace magari che non ci sia qualcuno lungo la strada per salutarci o noi per salutare loro, ma secondo me sarà una gran sfilata tutto il giorno domani sicuramente. Buona sfilata! Grazie, un saluto a tutti. Domenica 10 maggio la Dunata Nazionale degli Alpini entra nel vivo qui a Genova. Ci apprestiamo a vivere insieme la grande sfilata. Siamo nella zona dell'ammassamento e siamo pronti per ascoltare le voci degli alpini vittoriesi.
Bisogna dire onestamente che la Dunata è stata preceduta da qualche polemica per la quale eravamo molto dispiaciuti per accuse non da noi, secondo me ingiuste. La città ha risposto molto bene, sono state giornate bellissime, ma ci siamo sentiti veramente i benvenuti. Magari è anche una questione di aspettative, quindi qualcuno purtroppo è rimasto a casa, qualcuno è venuto. Io non ho mai avuto dubbi, ma il mio pensiero era che mai come quest'anno bisognasse essere presenti per dare testimonianza di quello che siamo. Quindi l'accoglienza è stata molto positiva, oggi si sfila, c'è qualche goccia di pioggia al momento, ma la pioggia non ha mai spaventato gli alpini. No, c'è qualche goccia, non ce ne saranno tante, la pioggia non è un problema, siamo pronti. Va detto che ci sono tanti sindaci del nostro territorio presenti, cosa di cui noi siamo sempre grati perché ci sentiamo valorizzati anche per quello che riusciamo a fare nelle comunità, e questo è un ringraziamento che va fatto vista la distanza, visto il tempo e visti gli impegni che hanno. Sono senza voce perché in questi giorni cantiamo, ridiamo, ci divertiamo, come in un'intervista fatta dalla Tenda TV tempo fa ho detto che l'amicizia è tutto qua, col cappello alpino o anche non. La bella cosa è che qui a Genova, io partendo un po', diciamo, non troppo felice, abbiamo trovato un'accoglienza eccezionale, veramente al contrario di tutte le polemiche che ci sono state. E tra poco si sfila. Tra poco si sfila, ci auguriamo che non piova visto che non abbiamo l'impermeabile, per cui o se no comunque noi la prendiamo, alpini siamo e alpini rimaniamo. L'emozione come sempre anche quest'anno è grande, è grandissima. La città di Genova si è verificata accogliente, non ce lo aspettavamo, siamo partiti un po' prevenuti in base a tutte le dicerie, tutti i social che avevano messo in giro queste voci di malcontento, e invece devo dire che si sta verificando una delle migliori adunate degli ultimi anni. Siamo contenti, siamo grati alla città di Genova, ai genovesi, e credo che come ogni adunata una lacrima scapperà anche a loro quando ce ne andremo nel pomeriggio o verso sera. La pioggia non ferma gli alpini, qual è l'emozione di sfilare oggi a Genova?
L'emozione è veramente forte e la Dunata è un importante evento che è nazionale e oggi è ancora più importante sfilare proprio perché c'è brutto tempo, ma come gli alpini siamo forti e siamo determinati. L'emozione è sempre tanta, le gocce di pioggia non ci spaventano. Noi alpini, il mio battaglione era mai a Vonde e anche in questa occasione mai a Vonde. È un'occasione bellissima, Genova ci ha accolto davvero in maniera strepitosa e viva gli alpini, viva l'Italia, viva Vittorio Veneto. Sfilata bagnata, sfilata fortunata direbbero, no, in realtà è una bellissima giornata, grande affetto da parte della gente e un rinnovarsi ogni anno di qualcosa di cui abbiamo bisogno. A Genova con gli alpini la pioggia non vi ferma? Assolutamente no, non ferma gli alpini e non ferma noi, sempre una grande emozione. Alla grande nonostante la pioggia e anche oggi siamo qui tutti quanti e nemmeno il meteo ci ha fermato. Viva gli alpini! Giornata bagnata, giornata fortunata, oggi è comunque sempre emozionante e meraviglioso nonostante il meteo. Viva gli alpini! È sempre un'emozione la sfilata, poi la pioggia, se vi ricordate a Pordenone c'era anche la grandine, quindi non ci spaventa nulla, è sempre bello partecipare e fare festa insieme con gli alpini che sono una grandissima risorsa per tutti noi. I sindaci sempre vicini agli alpini anche con la pioggia? Certo, sempre vicini agli alpini perché gli alpini sono sempre vicini alle comunità, quindi noi siamo qui oggi con loro anche per questo motivo e ci prendiamo anche noi un po' di pioggia. A Genova con gli alpini sempre grandi emozioni. Sì, hai ben detto, sempre grandi emozioni, sempre pronti a tutto quanto. Oggi facciamo festa con loro e siamo sempre pronti a stare insieme a loro. E tra i sindaci con la fascia tricolore abbiamo anche la sindaca dei ragazzi di Sarmede. Quest'anno c'è qualche goccia di pioggia, ma non ti vedo preoccupata. Assolutamente no, anche perché come tutti gli alpini nulla ci ferma, tantomeno la pioggia. Buona sfilata! Grazie! Tutto bene nonostante la pioggia, è sempre un'emozione sfilare quest'anno, anche quest'anno. Alla Dunata degli Alpini di Genova non poteva mancare il coro ANA sezionale, come sta andando? Benissimo, la città ci ha accolto benissimo, sono stati 2 giorni meravigliosi. E adesso si sfila con la pioggia? Non abbiamo paura.
Non sai di questa terra ai piedi del Cansiglio? Guarda la vite silvestre, il groviglio dei suoi tralci, che è lo stesso groviglio dell'anima. Ma se il suo vino selvatico fiorisce sulle sue labbra, sincero ti fa il volto come un'ombra lungo il ciglio e un sole di primavera. Vittorio Veneto, la città della vittoria! La sezione di Vittorio Veneto, nata nel 1931, forte di 19 gruppi e 2500 soci. Si fregia il vessillo di 4 medaglie d'oro, tra queste la medaglia di Alessandro Tandura, il paracadutista, il primo paracadutista alpino della storia. Santa Augusta con i suoi 100 gradini eleva l'animo e lo spirito di chi sa vivere una comunità e un territorio. Penne nere che si riconoscono nell'impegno messo in campo a partire dai cantieri del Friuli, con le figure del dottor Salvadoretti, con l'impegno di Pinzano, il cantiere della ricostruzione, un impegno che si basa su 11 comuni sostenute dell'azione del territorio, nel territorio delle penne nere della sezione di Vittorio Veneto. Sezioni come quella di Vittorio Veneto portano avanti un impegno concreto per il mantenimento della memoria, ad esempio con l'iniziativa del Bosco delle Penne Mozze a Cison di Valmarino, laddove ogni pianta, ogni albero con le sue steli ricorda con 2400 steli bronze chi è andato avanti, chi non c'è più, perché questa presenza non venga mai scordata e sia sempre presente a fianco delle nostre azioni quotidiane nel grande mondo degli alpini. Un territorio fiero, un territorio orgoglioso, un territorio eroico che si lega anche al ricordo dei cavalieri di Vittorio Veneto, che legano appunto la loro onorificenza a questo territorio. Un territorio che fa del dovere e dell'impegno una vera e propria religione da mettere in campo ogni giorno, impegnandosi con 18.000 ore donate alla comunità, 18.000 ore donate in attività solidali, in impegno a favore delle loro comunità, in impegno per le parrocchie, per i giovani, per gli anziani, per il mantenimento di una tradizione e di una storia onorata nelle piccole e grandi iniziative dei gruppi. Ogni gruppo alpino che compone la sezione è un gruppo che rappresenta il testimone ideale di valori, che ci spinge anche a ricordare il valore e la tradizione delle nostre truppe alpine, che si legano inevitabilmente e indissolubilmente ai reparti salmerie, alla tradizione che viene portata avanti con il sacrificio di chi ha imparato a condividere i sacrifici e le esperienze durante il servizio militare.
Sindaca, si è conclusa da pochi istanti la sfilata a Genova, quale l'emozione? L'emozione è tanta e forte e più di una volta ho rischiato veramente di piangere perché quando passi in mezzo a una folla di gente che ti saluta e saluta il gonfalone della città di Vittorio Veneto, saluta tutti i sindaci del territorio, è veramente emozionante. Voglio esprimere immensa gratitudine alla nostra sezione ANA di Vittorio Veneto con tutti i gruppi territoriali che ci hanno dato ospitalità, ci hanno accolto, ci conducono sempre per mano e veramente grazie a tutti gli alpini per quello che fanno e grazie a Genova che ci ha accolto in modo strepitoso. Il bilancio, io a un certo punto avevo la pioggia che mi calava sugli occhi e assieme alla pioggia c'era anche qualche lacrima dell'emozione. Perché? Per il semplice motivo che abbiamo detto già dall'inizio che Genova sarebbe stata una città difficile, eccetera, invece tutt'altro, le previsioni sono state smentite, ma di solito succede così. Genova è stata molto calorosa, ci ha accolta molto bene e anche durante la sfilata molti genovesi ci ringraziavano per la presenza, quindi credo il bilancio è assolutamente positivo. I muri non c'erano comunque le salmerie che hanno fatto il loro dovere, i prossimi appuntamenti sicuramente ci saranno anche i muri, cominciando dal nostro Triveneto a Gemona il 19, 20 e 21 giugno 2026. A tutti i nostri telespettatori della Tenda TV che ci hanno seguito da casa, quale il saluto da parte del Presidente? Un grande arrivederci, intanto ai prossimi appuntamenti con la Tenda TV, un ringraziamento per averci seguito, credo che oggi ne sia valsa la pena.